La tutela della biodiversità passa attraverso un approccio coerente da parte di noi consumatori. Non si può pensare che la biodiversità si debba conservare esclusivamente attraverso un approccio legato alla realizzazione di campi, di banche, di quant'altro oggi si mette in campo per evitare l'erosione genetica o l'estinzione. Noi dobbiamo pensare che attraverso un modello virtuoso tra produttori e consumatori, e quindi il legame virtuoso tra produttori e consumatori, noi possiamo riuscire a sostenere la conservazione di questi straordinari prodotti legati ai diversi territori, prodotti vegetali, razze animali, prodotti trasformati, formaggi, salumi, tutto ciò che diciamo, in qualche modo finisce per essere parte sostanziale della nostra identità culturale. E quindi se la biodiversità è la nostra identità culturale, noi abbiamo bisogno di conservarla in questo modo e soprattutto di farla diventare veramente uno strumento di sviluppo rurale e di transizione ecologica. Oggi ci troviamo di fronte a delle problematiche che riguardano la perdita di suolo, la massificazione dei prodotti, il ruolo che la grande distribuzione ricopre nella distribuzione dei prodotti. Allora sostenere gli agricoltori, soprattutto le piccole e medie aziende che, come dimostrano i dati dell'ultimo censimento Istat, sono diminuite notevolmente nel corso degli ultimi anni, ci dice che bisogna fare qualcosa anche per le piccole e medie aziende, che poi sono soprattutto quelle che custodiscono la biodiversità, che fanno tesoro, diciamo, di quella che è la ricchissima e straordinaria varietà di produzioni mediterranee, di produzioni siciliane, per cui l'obiettivo di sostenere queste piccole e medie aziende diventerà sicuramente prioritario anche nel corso della futura politica agricola europea che partirà dal 1° gennaio 2023. L'interesse per la Valle dei Templi mi porta ancora oggi a riparlare di questa mia personale storia, che inizia proprio con un museo, il Museo del Mandorlo, dedicato alla biodiversità di questa specie, che è la specie forse più caratterizzante il paesaggio della Valle dei Templi, con le sue straordinarie fioriture invernali. Nel Museo del Mandorlo abbiamo raccolto le varietà siciliane che 20 anni fa stavano scomparendo, perché la mandorlicoltura era in crisi, perché arrivavano varietà ritenute più produttive da altri paesi. Li abbiamo volute conservare in questo campo, in questo mandorleto che chiamiamo Museo del Mandorlo, perché raccoglie 200, anche più varietà trovate in tutta la Sicilia. Parlerò di questo oggi, ma parlerò anche del tema di come valorizzare e come proseguire questa esperienza. Costruire comunità attorno al cibo è un interesse e un valore trasversale che interessa tutti, che coinvolge tutti. E oggi l'umanità si sta interrogando su quale sarà il futuro del cibo di domani, e con grande preoccupazione da parte di esperti, osservatori e di osservatori coscienziosi in generale, si affacciano sulla scena delle cose che sono preoccupanti. Per esempio si inizia a parlare di cibo sintetico, di carne sintetica, di farine di insetti e così via. Quindi partire dalla biodiversità coltivata per recuperare il valore del cibo, il suo valore nutraceutico, nutrizionale, salutistico, territoriale, ma anche il suo valore culturale, è di fondamentale importanza per tutti. Costruire comunità, cioè un luogo di scambio e di interazione tra chi produce in maniera coscienziosa il cibo, che è l'alimento fondamentale per la vita, e chi lo consuma poi, che deve farlo con consapevolezza e con responsabilità per il suo bene e per il bene dell'ambiente, è veramente fondamentale. Quindi siamo tutti interessati a costruire a partecipare a questo percorso di costruzione della qualità del cibo. Noi come
Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, stiamo cercando di farlo esplorando anche le ragioni scientifiche e tecniche. Oggi parleremo della dieta mediterranea, intesa proprio come non solo un modello culturale, ma riferita principalmente al cibo, a tutti quei cibi che fanno parte proprio della nostra tradizione mediterranea. Si riferisce infatti alla tradizione di tutte quelle popolazioni che vivono sul mar Mediterraneo. La dieta mediterranea si ricollega anche alla biodiversità, proprio perché c'è un grande rispetto del nostro territorio, perché questo modello di dieta si basa su tutti quei cibi che hanno un basso impatto sull'ambiente, per cui non vanno a modificare la nostra terra. È una startup innovativa che è nata prima della pandemia come idea, ma si è concretizzata nel 2022 con l'obiettivo di portare avanti l'ideologia della filiera corta organizzata, ovvero cercare di accorciare quanto più possibile la distribuzione dei prodotti, quindi direttamente dal produttore al consumatore finale, tagliando tutti i passaggi che in questo momento assorbono l'85% del valore di mercato del prodotto. E quindi l'obiettivo è ambientale, etico, perché l'85% va al produttore che in questo momento ricava soltanto il 15%, e anche del valore aggiunto del prodotto.